Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Veneto che ormai è assodato, dalla settimana prossima tornerà in zona gialla. Ci saranno molte novità, abbiamo visto che c'è il famoso decreto riaperture nero su bianco, poi vediamo insieme un po' dei cambiamenti che potranno arrivare, però insomma è un ritorno davvero verso la normalità, una boccata d'aria, pur con qualche complicazione legata magari al coprifuoco serale, sul quale c'è anche uno scontro politico molto forte in atto, ma che è plausibile che venga diminuito, ovvero si possa stare fuori fino a tardi, fra qualche settimana almeno, non da subito, però sono tutte cose che vedremo nel corso della nostra informazione e di cui parleremo sicuramente con il governatore Luca Zaia in diretta qui sul canale 18, sulla pagina Facebook di Rete Veneta, a partire dalle 12:30. Prima di Luca Zaia, prima del decreto riaperture, andiamo però a Padova, dove c'è il nostro Guido Barbato con le ultimissime notizie dall'area padovana. Buongiorno Guido. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. La notizia del giorno in tema di vaccinazioni da Padova centro storico, e precisiamo, è l'apertura da oggi di un punto vaccinale all'interno dell'ospedale militare di via San Giovanni da Verdara. Un luogo incantevole, un monumento della città, ignoto ai padovani stessi o a quei pochi che possono indossare casomai una divisa dell'esercito e magari sono finiti lì per un controllo sanitario. Da oggi sono iniziate le vaccinazioni presso questo grande complesso che fu un monastero benedettino fino al 1780 o giù di lì, e adibito poi ospedale militare dal 1866. Da oggi sono funzionanti 5 linee vaccinali che potranno per ora eseguire 200 iniezioni di vaccino al giorno, ma si punta di arrivare a 500 quotidiane, e anche con una postazione cosiddetta drive-in a favore delle persone diversamente abili. Quindi, ripeto, è un punto di vaccinazione pubblico, non riservato ai militari o ai loro parenti. Ci si prenota seguendo come sempre la procedura prevista dal portale della Regione Veneto, quindi non è che ci sia un'iscrizione dedicata. Stamattina appunto il via alle vaccinazioni alla presenza delle autorità militari, ma anche delle autorità civili e del direttore generale della ULSS 6 di Padova Piero Fortuna, anche dell'assessore alla sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin, tutti ovviamente a sottolineare come la collaborazione tra sanità pubblica ed esercito e protezione civile in tempi brevi abbia allestito un punto di vaccinazione, diciamo anche collocato in un luogo dove si può abbastanza posteggiare. Non so se si potrà posteggiare all'interno, ma credo di no, anche perché vi ricordo il complesso dell'ospedale militare è fatto da 2 bellissimi chiostri davvero monumentali, uno addirittura doppio con delle magnolie secolari, e quindi insomma si avrà la possibilità di vedere, come anche forse potrete vedere nelle immagini che sono arrivate dai colleghi Cibotto e Bertini che sono andati sul posto stamattina, mentre si aspetta seduti nelle sedie il proprio turno, insomma ci si guarda attorno in un contesto davvero affascinante che ha appunto una storia secolare. Ecco, questa è l'apertura. Poi ecco, Guido, scusa se ti interrompo, stavamo facendo vedere proprio ai nostri telespettatori la parte finale di questo video, grazie alla regia di Cristiano Facca, perché effettivamente il luogo, poi oltre a una questione meramente logistica, quindi vaccinazioni per i padovani, è anche un luogo davvero bellissimo. C'è questo fermo immagine di questo chiostro, poi facciamo ripartire per qualche altro istante il video, insomma è davvero un posto bellissimo, effettivamente sconosciuto ai più, quindi approfittiamo anche di questa notizia per andare a riscoprire qualche angolo di Padova. Poi cosa succede da quelle parti, Guido? Allora, rapidamente il sindaco Giordani, che rappresenta questa inaugurazione in vista del 26 aprile, sostiene che non sarà un liberi tutti e che il comune farà la sua parte raddoppiando la vigilanza, quello che compete ovviamente all'amministrazione comunale con i suoi vigili urbani. Ricordo, collegato anche bene o male alla problematica dei vaccini, ci sarà un vertice pomeridiano alle 17 convocato dal prefetto Franceschelli con tutte le autorità civili e tutte quelle che hanno a
a che fare con il trasporto pubblico dei ragazzi delle scuole superiori, quindi anche i sindaci dei comuni padovani dove c'è un edificio adibito all'istruzione superiore, ha invitato anche ovviamente le autorità regionali per fare il punto sulla situazione trasporti. È un incontro telematico, speriamo di potervi dare notizia nel corso della serata. Un'ultima ora, l'ho appena raccolta in redazione, riguarda invece 78 persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Padova per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Sono state denunciate alla Procura della Repubblica, sono stati controlli fatti dalla Finanza insieme principalmente al Comune di Padova e all'INPS, e il totale di quanto indebitamente percepito ammonterebbe a 450.000 euro. Se dividiamo per 78 siamo intorno ai 5-6 mila euro a persona. Ci sono delle curiosità, perché per avere questo beneficio bisognava avere la residenza in Italia da almeno 10 anni e la Guardia di Finanza invece ha rilevato che tra queste persone c'erano 3 residenti all'estero, 2 in Tunisia e 1 in Colombia, e anche una persona che era ai domiciliari in misura cautelare e che ha adoperato le ore concesse di permesso per andare al centro di assistenza fiscale a farsi fare la domanda relativa alla pratica. Ecco, quindi 78 denunce, le pene vanno fino a un massimo di 6 anni di reclusione ed è stata disposta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e avviate le procedure per recuperare gli arretrati. Quindi sarà un bel, insomma, una notizia anche interessante, perché vuol dire che comunque i furbetti prima o poi entrano nel mirino della Guardia di Finanza. Guido, noi ringraziamo moltissimo te e Cristian Roccaiende per la parte tecnica, per questo collegamento. Se ci saranno notizie importanti da Padova, come sempre, non esitate a richiamarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Ciao, altrettanto, grazie. Torniamo in studio. Allora, avete sentito da Padova, abbiamo visto anche le bellissime immagini di questo chiostro, questa in pratica struttura a disposizione dei militari, che invece diventa proprio a disposizione di tutti i padovani. Adesso noi dovremmo riuscire a parlare con Gabriella Basso da Vicenza per le ultime novità. E sentiamo se è libera e disponibile. Noi nel frattempo avevamo cominciato a parlarvi di questo decreto riaperture, ovvero di quello che si potrà fare, di quello che non si potrà fare già a partire dalla settimana prossima. Ci è arrivato anche un bel pacco di slide da vedere, magari diamo un'occhiata se c'è qualcosa di interessante in attesa dell'eventuale collegamento con Vicenza. Chiedo alla regia di farvi vedere quello che vediamo noi ora sul nostro computer di studio. A parte comportamenti sempre validi, questa è la premessa indispensabile per ogni passo successivo rispetto a quello che stiamo vivendo, quindi mascherina, igienizzazione delle mani, lavarsi spesso le mani e distanziamento sociale. Queste sono cose assolutamente ovvie e con le quali dovremo convivere anche dopo la campagna vaccinale, insomma di qui non si esce. Spostamenti, vediamo dal 26 aprile, quindi già da lunedì, sono consentiti spostamenti tra regioni e province autonome che si trovano in zona gialla o bianca. Chi è munito del pass vaccinale, famoso pass vaccinale che andremo a vedere poi come sarà, può spostarsi da una regione all'altra, anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Dal 1 maggio al 15 giugno in zona gialla e arancione è possibile andare a trovare amici o parenti, quindi già questo è interessante. Noi usciamo da quella slide e andiamo invece a trovare Gabriella Basso, che da Vicenza ci pare di vedere fiera o altra situazione simile, comunque situazione vaccinale. Buongiorno Gabriella. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Eccoci qua, siamo in fiera, il punto vaccinale, quello più grande dei 5 che sono presenti sul territorio dell'Uslotto Berica. Stiamo aspettando la dottoressa Padovan, che è la direttrice del SISP, il Servizio di Sanità e Igiene Pubblica dell'Uslotto Berica, per fare un po' il quadro della situazione e per capire un po' come stiamo procedendo, perché in questo momento c'è pochissima gente qui al centro vaccinale, quindi vogliamo capire un po' se è una questione di magari carenza di vaccini, di organizzazione diversa, e capire anche per esempio quando arriverà Janssen, perché è stato avallato dall'AIMA e anche da AIFA, quindi e già lo stesso governatore del Veneto ieri diceva che dovrebbe arrivare a giorni, insomma, quindi capire un po' come si stanno organizzando.
Gabriella, Jensen, forse Johnson Johnson & Johnson, scusaci. No, siamo magari è Jensen, però volgarmente, diciamo così, tra virgolette, viene ormai chiamato Johnson & Johnson. Bene, no, è importante chiarire queste cose perché anche dopo i nostri telespettatori ci chiedono subito conto, quindi è importante sottolineare anche le piccole differenze fra nomi ufficiali e nomi invece di nomi tecnici. Gabriella, abbiamo già anche fatti di cronaca accaduti a Vicenza? Beh, abbiamo già un'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato ancora una volta, sapete che già nel passato, nei giorni scorsi, aveva sequestrato dei sacchi di pellet che portavano una grafica che non sarebbe conforme o comunque che richiamerebbe altri nomi di aziende o di, diciamo, qualità particolare che è omologata. Adesso ovviamente si sta valutando, si tratta di una ditta della Valle del Lagno, quindi capiremo un attimo meglio, cioè le indagini faranno chiarezza, certo, ovviamente, se effettivamente il logo apposto sopra il sacco di plastica sia effettivamente conforme o forse magari possa trarre in inganno il consumatore. Gabriella, noi qualche altro secondo perché sappiamo che avete molto lavoro da fare e anche impegni importanti con la sanità vicentina, però ti chiedo questo, con Bassano ci stiamo occupando di questo coprifuoco che non si vuole portare in avanti di un'ora. Avete sentito il polso dei vicentini già su questo argomento? Guarda Ferdinando, su questo argomento si sta attivando Angelica Montagna, è in centro in questo momento proprio per sentire cosa ne pensa la gente, se lo spostamento dalle 22 alle 23 del coprifuoco potrebbe in qualche modo cambiare la vita, se è utile o meno rimanere alle 22 o se magari sia semplicemente un modo per lasciare quella parvenza di forma restrittiva, perché abbiamo già ben visto che le riaperture al 26 hanno già fatto un po' un liberi tutti da qualche parte, quindi certo. La gente deve un attimo capire che non è così semplice e che il virus c'è, come dice sempre anche il governatore Zaia, il virus c'è e quindi mascherina, guanti, distanziamento sociale magari bisogna continuare a tenerli. Assolutamente, lo dicevamo prima del collegamento. Intanto ti ringraziamo per queste informazioni, per l'approfondimento, anche per sentire quello che dicono i vicentini su questi temi così importanti. Diamo appuntamento invece ai nostri telespettatori al TG Vicenza di questa sera e vi auguriamo buon lavoro, buona giornata. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo già fatto i collegamenti con Padova e Vicenza con le ultime novità riguardanti soprattutto i vaccini, perché abbiamo visto la campagna vaccinale in questo momento è uno dei temi più importanti in questa fase dell'emergenza coronavirus, però la nostra redazione di Vicenza ci ha già lanciato, come si usa dire, i servizi di cronaca, quindi un'operazione della Guardia di Finanza che andiamo a vedere immediatamente. È il pellet stavolta ad essere al centro di un super controllo da parte dei finanzieri di Arzignano nella Vallata del Lagno. Esattamente 1530 kg stoccati in 118 sacchi, di cui 70 da 15 kg e 48 da 10. Tutti sequestrati dalla Guardia di Finanza in merito alla ricerca, prevenzione e repressione della circolazione di prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e dalla normativa nazionale. Si è trattato più nel dettaglio di una etichettatura che riporta nel marchio anche la parola Italia, che risulta però graficamente corrispondente ad un altro famoso marchio non italiano. Si è ritenuto che questo potrebbe indurre il consumatore a pensare di acquistare un prodotto diverso, con tanto di certificazione del prodotto stesso che il marchio estero in questione avrebbe in sé. Segnalato dunque alla procura il legale rappresentante della ditta della Valle del Lagno, al quale sono state applicate anche le sanzioni previste dalla legge. C'è anche un arresto a Vicenza, vediamo. È
successo ieri attorno alle 19. 2 straniere di 20 e 33 anni, ma domiciliate nel Veronese, sono entrati in un noto negozio in Viale Trieste a Montecchio Maggiore ed hanno nascosto diversi vestiti, riuscendo a tagliare la placca antitaccheggio. Sono però state notate. Ad attenderle all'uscita c'erano i militari dell'Arma della locale tenenza. Il valore del maltolto si aggira sui 900 euro. Arresto in flagranza per le 2 ladre. Questo era il servizio sulla cronaca vicentina e naturalmente tutto il resto, soprattutto la situazione dei vaccini e anche quello che pensano i vicentini riguardo a questo coprifuoco che parte della politica vorrebbe spostare avanti almeno dalle 23 in poi, qualcuno invece vorrebbe mantenerlo, insomma lo sentiremo stasera nei nostri telegiornali, ne parleremo nel TG Vicenza, anche nel TG Bassano, quindi vediamo appuntamento alla nostra fascia di informazione serale per questi argomenti. Adesso, prima di andare in pubblicità, diamo un'occhiata invece ancora a queste slide, a questo programma di riaperture che c'è stato inviato. È quello ufficiale con il marchio, diciamo, del governo, del Consiglio dei Ministri, quindi lo vediamo. Scuola e università, dal 26 aprile fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche nelle superiori. La presenza è garantita in zona rossa dal 50-75%, in zona gialla e arancione dal 70 al 100%. Questo è molto importante perché sappiamo, e ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi con il governatore Luca Zaia, che non ci sono i mezzi per garantire gli spostamenti in sicurezza degli studenti fino al 100%, quindi bisognerà trovare forse una mediazione. Università, dal 26 aprile al 31 luglio, attività si svolgono prioritariamente in presenza nelle zone rosse. Si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno, quindi questo è quello che riguarda l'università. Noi torniamo in studio per lanciare ancora la pubblicità, ma state con noi perché fra 10 minuti inizia la conferenza stampa quotidiana di Luca Zaia, molti temi all'ordine del giorno, non ultimo quello di queste riaperture che potrebbero portare qualche problema, almeno ci sono delle differenze di vedute a livello politico sia all'interno del governo sia fra le regioni e il governo, quindi ci sarà molto di cui discutere. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove fra pochi minuti inizierà la conferenza stampa, il confronto quotidiano con i giornalisti del Presidente Luca Zaia. Questa fase della nostra informazione è già in streaming sulla nostra pagina Facebook per chi non ha un televisore sotto mano, per chi vive lontano dal Veneto. Magari ci capita spesso di ricevere complimenti o richieste di informazioni da veneti di prima, seconda, terza generazione che abitano dall'altra parte del mondo e quali fa piacere sapere cosa succede nella loro terra d'origine. Quindi la conferenza stampa di Luca Zaia inizierà fra una manciata di minuti. Noi invece andiamo a vedere ancora qualche informazione di quelle che ci arrivano dal governo sulle riaperture, sempre con un occhio alla sala della Protezione Civile di Marghera per l'eventuale arrivo anticipato del governatore. Invece non è anticipato perché è atteso da molto tempo il fatto che possano riaprire i ristoranti e i locali pubblici dal 26 aprile, aperti a pranzo e a cena purché all'aperto, quindi questa è una grossissima novità. Lascia fuori da una parte tutti quelli che non hanno un plateatico adeguato e dall'altra quelli che magari di sera non possono garantire una temperatura adeguata ai loro clienti perché magari zone di montagna o situazioni in cui fa un po' troppo fresco magari per mangiare fuori a fine aprile. Questo lo vedremo, anche questo è un tema che tratteremo nei nostri telegiornali perché moltissimi ristoratori, moltissime anche le associazioni di categoria si sono rivolte a noi per approfondire. Spettacoli, altro tema importantissimo, dal 26 aprile riaprono al pubblico cinema, teatri, sale concerto e club. Posti a sedere preassegnati, la capienza massima consentita è al pari del 50% di quella massima autorizzata e comunque mai sopra i 500 spettatori al chiuso, 1000 all'aperto. Però insomma è già qualcosa soprattutto per i cinema, per quelli che, per quelle strutture che stanno soffrendo veramente da troppo tempo. Poi in relazione all'andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti si potrà autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori all'aperto nel rispetto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico delle linee guida. Anche qui tutto da vedere. Manifestazioni sportive aperte al pubblico, manifestazioni e eventi sportivi a livello agonistico di interesse nazionale con provvedimenti naturalmente del CONI e del Comitato
Comitato Paralimpico, che qui in questo caso la capienza consentita è pari al 25%, 1000 spettatori al massimo e 500 al chiuso. E è possibile, quindi forse si parla di campionato di calcio o altre situazioni simili, autorizzare una presenza diversa. Tutto il resto lo vediamo poi, perché adesso andiamo a vedere i dati delle vaccinazioni, che ci sono sempre molto richiesti dai telespettatori, perché danno un po' l'idea di quello che potremo fare, di quello che succederà nel breve periodo. Allora, sempre con la regia di Cristiano Facca, vediamo che sono 1.384.000 le dosi somministrate, ovvero l'86,3% di quelle fornite al Veneto. Totale delle prime dosi 957.000, siamo ormai a ridosso del milione, sono il 19,6% della popolazione. Anche questo numero che cresce ci fa capire che forse si può cominciare a respirare. Non cresce tantissimo, ma sappiamo che ci vorrà un po' il numero dei cicli completati, ovvero chi ha ricevuto le 2 inoculazioni, 8,8% della popolazione, pari al 427.368 persone. In Veneto il 10% della popolazione immunizzata o quasi. È un passo d'inizio, diciamo che non è assolutamente un punto d'arrivo, è un po' un punto d'inizio. Gli over 80 con almeno una dose sono il 93,1% di quanti ci siano in Veneto, e anche qui è difficile che si vada molto più in alto di questo numero, però la popolazione fra 70 e 79 anni che hanno ricevuto almeno una dose è pari al 50%, e questo è un dato molto importante. Vediamo come sta andando la campagna vaccinale nei primi giorni di questa settimana. Insomma, si può sempre far meglio, perché vediamo siamo a 72.000, la settimana scorsa non è stata fra quelle memorabili, soprattutto rispetto alle settimane di marzo, del 22 marzo fino all'11 di aprile, dove sono state fatte 180.000, 190.000 dosi. La settimana scorsa 127.000, questa settimana siamo a 72.000. Sapevamo che sarebbe stato un po' a rilento, dovrebbero essere in arrivo dosi importanti di vaccini. Abbiamo sentito anche i nostri giornalisti stamattina, ce l'hanno detto dalle varie sedi vaccinali anche di Padova e di Vicenza. Queste sono le variazioni rispetto al giorno precedente, sono 33.000 fatte in Veneto le dosi somministrate, le prime dosi 17.000 nelle scorse ore e i cicli completati 16.000, quindi cominciano a essere tanti cicli completati quanto prime dosi, vuol dire che si sta privilegiando quest'ultima, questo genere di inoculazioni. Torniamo in studio prima dell'arrivo di Zaia, vediamo se abbiamo qualche istante giusto per vedere assieme a voi gli ultimi dati disponibili per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, perché sappiamo che da una parte ci sono i vaccini, dall'altra ci sono i dati, soprattutto la pressione sulla sanità, e li vediamo insieme. Sono 24.057 i casi positivi a ieri sera, perché sappiamo che il governatore, come sempre, li fornisce i dati in prima persona all'inizio della conferenza stampa quotidiana. Sono 485 i casi positivi in più riscontrati con i tamponi nel pomeriggio di ieri, per un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus che è pari a 404.456. Sono però 369.227 i guariti, e purtroppo continua la conta delle persone che hanno perso la vita con il coronavirus, che assomma ormai a 11.172. Questa è una parte della tabella. La seconda parte, che paradossalmente può essere anche più importante anche nell'ottica delle assegnazioni delle zone gialle e arancioni, perché la pressione sanitaria è importantissima in questo momento. Vediamo come va negli ospedali del Veneto. Sono 1.452 le persone ricoverate in area non critica, di cui 1.159 ancora positive, 293 che si sono negativizzate. Sono 236 invece quelle ricoverate in terapia intensiva, di cui 202 ancora positive, 34 che si sono negativizzate. Sono numeri, soprattutto quelli dell'area non critica, in forte discesa. Andiamo a vedere infatti la differenza con il giorno precedente. Vedete, meno 10, ovvero non sono 10 ricoverati in meno, ma è il bilancio negativo di 10 unità, vuol dire che sono più le persone dimesse che quelle che sono entrate, e meno 6 in terapia intensiva, e anche questo è molto importante, perché ci fa capire che la pressione sta scemando sulle rianimazioni del Veneto. Purtroppo non sta diminuendo la conta di morti, perché sono
sono stati segnalati 13 decessi nel pomeriggio di ieri. Torniamo in studio ancora una volta. Allora, vediamo che il governatore non è ancora arrivato nella sala stampa, la selva di microfoni è già pronta, i giornalisti sono già al loro posto, le vostre domande sono state già girate ai nostri colleghi, quindi sicuramente riusciremo ad approfondire molti temi oggi. Allora, nel frattempo che aspettiamo il governatore Luca Zaia, vediamo qualche notizia che ci arriva dalle fonti ufficiali, in questo caso dall'ANSA, che ci spiega che sono oltre 16 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia fino a questo momento. In base ai dati del report del governo aggiornato a questa mattina, sono state inoculate 16.271.000 dosi, quindi il resto lo vediamo con Luca Zaia. Ciao, anche via siete voi. Avete sentito la sua mancanza, vedi? E non mancherà la sua mancanza perché io sto qui anche poco, anche oggi. Fate le domande come al solito, non mi sono mai negato per le domande. Quando che te cominci a fare domande belle io darò risposte belle. Allora intanto iniziamo una bella notizia. La signora Domenica Longatti oggi fa 105 anni, le facciamo gli auguri, di Malcesine. E penso proprio di sì perché peraltro una riunione di questa mattina, a parte un piccolo nucleo di over 80 che non riusciamo a rintracciare, ma con non poche difficoltà, e quindi ringrazio anche i sindaci perché ci stanno dando una mano, e poi scopriamo che un po' sono, quando li rintracci, sono per non vaccinarsi, e altri invece magari sono irreparabili per una montagna di motivi che adesso non sto qui neanche a dirvi. Però voglio anche ricordare, ne approfitto, che per gli over 80 resta sempre aperta la possibilità terminale di prenotare la vaccinazione. Se non possono farlo personalmente, possono andare in qualsiasi farmacia del Veneto. Però inizierei con il bollettino. Allora, anche perché poi sapete che oggi abbiamo anche una videoconferenza alle 15:30 con i presidenti di regione nuovamente. Non escludo che poi ci siano sviluppi anche in giornata, quindi resterei. Allora, test rapidi sono 4.202.000, test molecolari 4.887.000, insomma sono 9 milioni e 90.000 test fatti ad oggi, 9.090.000. Positivi nelle ultime 24 ore sono 1.060. C'è ancora qualcuno che chiede perché usiamo i cartelli, perché si ricorda, la memoria visiva si chiama questa. Ultime 24 ore 1060 su 37.641 tamponi, 2,82 di percentuale di incidenza dei positivi sui tamponi fatti. Numero dei positivi dal 21 febbraio 2020, 405.031. Questi sono solo quelli che abbiamo trovato con i tamponi, quei famosi 9 milioni di tamponi. Oggi in quarantena ci sono 23.755 positivi, sto parlando proprio di positivi, non quarantene fiduciarie. Quanti sono i ricoverati? 1.654, meno 31. Per fortuna continuiamo a vedere questi segni in meno che fanno pensare bene. 1.654, insomma sono sempre 1.654 persone in ospedale, però vi do solo un dato: 16 per 2 fa 32, siamo meno della metà di quelli di dicembre, perché era 3.004. Hai fatto? Prego. Come sono distribuiti questi 1.654? 1.425 in area non critica, 229 in terapia intensiva, meno 7 e meno 24. E 29 di terapia intensiva Covid, che si sommano ai 2,68 di terapia intensiva non Covid, e siamo a 497 terapie occupate.
24 sono i decessi nelle ultime 24 ore, 19.944 sono i dimessi guariti. Tanto a proposito di terapie intensive vi dico, penso che sia l'unica regione che lo ha fatto, forse anche per disponibilità, non lo so. Abbiamo prestato 2 ECMO, quindi stiamo parlando di respirazione intensiva, cioè, e quindi macchine intensive alle Marche. Abbiamo dato 2 macchine, si chiamano ECMO, alla regione Marche, nella speranza che ce le restituiscano quanto prima, ma non perché ci servono, perché vuol dire che hanno finito l'emergenza, e quindi volentieri lo abbiamo fatto, perché in questo momento possiamo farlo. Se fosse stato 20 giorni fa avremmo dovuto dire di no. Se è respirazione intensiva, sono macchine da terapia intensiva. L'R con T è 0,71, l'incidenza 126,8. Allora 0,71 R con T, incidenza 126,8, il tasso dell'occupazione terapia intensiva è 22%, la soglia critica è 30%, il tasso dell'occupazione dell'area non critica è 20%, la soglia è 40%. Quindi noi siamo di fatto, almeno che non cada un meteorite, siamo in zona gialla. Questo per dire che insomma, lo eravamo anche la scorsa settimana in zona gialla, cioè, dal punto di vista di parametri. Di fatto poi con il nuovo decreto noi saremo in zona gialla e quindi scatteranno tutta una serie di misure che avete conosciuto in queste ultime ore, che sono quelle dell'apertura dei ristoranti all'aperto, che sono quelle dell'apertura del cinema e teatri e quant'altro. Sul nuovo decreto non vi nego che noi qualche perplessità ce l'abbiamo, spero vivamente, ma guardate, io ho difeso questa posizione, mi permetto di dire, di astensione, penso che sia una posizione di responsabilità, anche perché alla fine si va a interpretare un'istanza che arriva da tutte le regioni italiane, non sto parlando di istanza politica, cioè sto parlando di linee guida che noi abbiamo presentato, che sono nate negli uffici della regione Veneto, le abbiamo presentate in nome e per conto delle regioni italiane. E quindi questa è un'istanza di una visione di riapertura che, ripeto, è un'apertura che noi non facciamo, non è un debloccage, no? Non è una vernice, è sostanzialmente aprire le ultime attività che non sono aperte. Guardate che non è irrilevante questo ragionamento, cioè non siamo a maggio del 2020 quando dovevamo ripartire, rimettere in moto i motori. Oggi i motori non sono neanche al minimo, scusatemi se lo sottolineo, ma voglio ricordarvi che oggi i motori sociali ci dicono che le strade sono piene, che le scuole sono aperte, ma che abbiamo ancora delle attività chiuse. E quali sono? Ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre e spettacoli viaggianti, intrattenimento, eccetera. Ma la stragrande maggioranza delle attività economiche lavorano, tanto è vero che ci sono anche dei comparti produttivi che dichiarano onestamente di aver fatto record di fatturato. Ci sono dei comparti dove è andato bene per tutta una serie di dinamiche, no? Quante volte avete sentito la frase la gente resta di più a casa e quindi fa delle scelte personali che sono diverse da quelle che faceva prima essendo più libera. Se parlate con gli istituti bancari vi dicono ad esempio che sono aumentati notevolmente i risparmi bancari. Perché? Perché con il blocco del pagamento che so dei mutui piuttosto che con la riduzione della spesa pro capite perché uno resta a casa, ad esempio c'è molta liquidità a livello bancario, non c'è a livello sociale, ma a livello bancario questo ci viene detto. È bene saperli questi dati perché poi ci aiuteranno a fare anche altri ragionamenti. Allora io penso che noi oggi portiamo avanti l'istanza delle regioni, quando dico noi governatori in generale, ma anche dei comuni, perché io ho sentito parlare il presidente del Caro di ANCI piuttosto che il presidente di UPI e tutti sono in linea con il fatto che mi permetto di fare una sintesi che faccio io personalmente.
Cioè, ci vuole una ratio per leggere un decreto. Bisogna che tutto abbia un senso, no? Sentite, se sento il sindaco di Verona che mi dice scusa, ma se c'è la possibilità di aprire il cinema e i teatri, e l'Arena di Verona è un teatro, ma se mi resta coprifuoco alle 22, che stagione lirica faccio? Alle 4 del pomeriggio? Ma se è vero che si possono fare le partite di calcio tra Scapoli e Mogliati dal 26, è altrettanto vero che la palestra però resta chiusa e si aprirà il 1° di giugno. Allora noi come regioni abbiamo fatto delle linee guida, ma non fatte con la casacca politica, le hanno fatte i nostri direttori del servizio di prevenzione, cioè coloro che tutti i giorni lavorano con questi temi. Hanno trovato delle soluzioni. Ad esempio non neghiamo che per i ristoranti, vi dico cosa prevedono le linee guida, prevedono l'apertura pranzo e cena con le linee guida, con il distanziamento canonico, e anche in zona rossa aumentando il distanziamento tra tavoli, portandolo fino ai 2 metri. Apertura delle finestre. Sì, obbligo di apertura delle finestre, areggiamento, eccetera, tutti questi aspetti. Allora io penso che sia fondamentale guardare in faccia la realtà. Spero vivamente che il Presidente del Consiglio prenda in mano questo dossier. Perché dossier? Perché oggi è oggetto di dibattito, è innegabile che sia oggetto di dibattito, se lo è da un punto di vista politico, lo è anche da un punto di vista amministrativo, visto e considerato che le regioni si incontreranno alle 15:30 per parlare ancora di questi temi. Quindi se ci sia modo assolutamente di affrontare una revisione. Beh, insomma un tagliando lo si può fare, no? Un tagliando potrebbe essere una, come si può dire, una situazione di buon senso, no? E diciamo che tutti possono cambiare idea, diciamo, è anche una delle caratteristiche, diciamo, dell'essere umano, no? Cioè, io penso che davanti ai fatti che portano le regioni e gli enti locali si debba metter mano a alcune di queste misure. Faccio un esempio, le scuole. Allora, noi abbiamo fatto un incontro portando le linee guida dicendo attenzione, occhio all'agenda metropolitana che basta prendere autobus, perché non ci sono. Tanto è vero che siamo stati ascoltati e hanno chiuso la riunione dicendo faremo un 60%. Se poi uno entra Papa in Consiglio dei Ministri e esce Cardinale, sto parlando che sto 60 diventa 70, qualcuno mi dovrebbe spiegare la ratio di portarlo a 70, quando noi già ci eravamo organizzati con le riunioni, con le prefetture, con la volontà di aprirle le scuole. Dopo l'assessore Lanzarin vi darà i dati, tanto per parlare di assunzione del rischio, dopo di me vi darà i dati dei focolai scolastici. Non è proprio che siamo tutti liberi, non c'è nessun problema, però anche lì ci siamo assunti una dose di rischio, no? Questo Paese ha deciso che le scuole devono essere aperte, è un segnale che va in questa direzione, però sapendo che ci sono dei focolai, sapendo che avevo fatto il contact tracing, che abbiamo le scuole sentinella, che abbiamo i tutor per l'autosomministrazione, eccetera. Anche lì noi chiediamo che si torni al 60% come inteso, perché altrimenti sballa tutto. Io penso insomma che ci siano i presupposti per affrontare questi temi. Non sono temi da contrapposizione politica. Io penso che sia chiaro che anche il mio partito, penso che di citazioni come queste ne avrò fatte 3 in un anno di questa conferenza stampa, si è assunto anche la responsabilità di portare un'istanza. E penso che questo sia fondamentale e sia stato fatto bene. Io ho condiviso fin dall'inizio questa posizione perché penso che sia coerente con quello che abbiamo detto. Guardate, qui non è una questione di essere aperturisti o chiusuristi, non è una questione di aver capito tutto o non aver capito nulla. L'ho detto anche oggi in un'intervista, cioè non ci servono i premi Nobel per farsi spiegare che se uno si chiude in casa non finisce sotto un'auto e non si ammala di coronavirus. Non serve andare tanto a scuola. Il vero tema è che la vera sfida è capire come gestire questa fase, che è una fase che in maniera innegabile dovremmo affrontare. Guardate che il messaggio che da oggi l'ambasciatore americano ti fa venire il brivido lungo la schiena. Quante volte ve l'ho detto che i messaggi che vengono colti a livello internazionale sono una sintesi o di una dichiarazione fatta da un opinion leader
o da una sintesi di un provvedimento amministrativo o legislativo. Ne avete la riprova oggi? Cioè, l'ambasciatore americano dice ai suoi concittadini negli Stati Uniti, fra l'altro paese che sceglie il Veneto, dice sentite, c'è qualcuno di voi, perché anche qua si fa l'ironia, ma non sarà mica un problema sto coprifuoco da 22 alle 23, ma voi andreste in vacanza o meglio ancora comprereste un pacchetto di viaggio da fare, che so, a luglio, agosto, sapendo che c'è il rischio che dovete chiudere in albergo o nella tenda se andate in campeggio alle 10 di sera? Cioè, è inevitabile che uno si guardi in giro e dice forse che c'è anche a posti dove non c'è il coprifuoco. Non mi risulta che ce ne siano tanti col coprifuoco in giro per il mondo. Per dire che questa non è una posizione fondamentalista da Paz d'Aranci, mancherebbe, il virus c'è, non bisogna abbassare la guardia, lo dico sempre ai cittadini, nessuno ha la sfera della verità in mano, guardate. Sempre gli esperti, io lo dico sempre, anche quelli che sanno nuotare si annegano, quindi gli esperti non esistono, anche chi sa nuotare si annega. Allora, è inutile, nessuno ha la sfera della verità. Qua, se andassimo a raccogliere le dichiarazioni di tutti quelli che sa tutto, vedremo tutto il contrario di tutto, sembra quasi uno scioglilingue, perché poi alla fine, allora, se andassi a vedere le dichiarazioni di molti di 2 o 3 mesi fa, davano una situazione epidemiologica diametralmente opposta di quella che oggi abbiamo, e magari fra 2 o 3 mesi abbiamo una situazione che oggi speriamo di avere e non abbiamo. È così, però guardate, è fondamentale dare un segnale. La prima industria in Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato, 72 milioni di presenze, 68% di queste presenze straniere. Quando tu vivi di un'industria che già soffre molto, è in ginocchio, vivi per il 68% di turisti che vengono dall'estero, quando noi comunichiamo abbiamo l'obbligo di essere chiari. Guardate, io ho fatto un incontro con la stampa estera, perché me la sentivo sta roba, no? L'ho fatto una settimana fa. Io ho fatto l'incontro per ringraziare tutti i turisti stranieri, dire che noi siamo aperti, ma ripeto, noi saremo aperti. Noi non rinunciamo a questa stagione. Ma sentite, abbiamo guidato a 100 all'ora, bendati contro mano a maggio dell'anno scorso, non avevamo i vaccini, non avevamo i farmaci monoclonali, sì, farmaci poi sono, gli anticorpi monoclonali, non avevamo la diagnostica di oggi, perché avevamo appena lasciato alle spalle il pungidito per passare al test rapido di prima generazione. E abbiamo aperto, e sentite, a voi risulta che abbiamo fatto un'estate di devastazione? Nonostante qualcuno andasse in giro a dire che eravamo pieni di malati dappertutto, a me non risulta, perché i dati, se qualcuno li volesse, anzi vi farò fare lo studio di cosa è accaduto la scorsa estate, così rinfreschiamo la memoria a tutti di quanti contagiati abbiamo avuto, quanti tamponi abbiamo fatto e quanti malati abbiamo ricoverato e quanti morti abbiamo avuto. Ma è così accaduto in tutta Italia. Cioè, noi mettiamo a rischio la nostra stagione turistica e non esiste. Per come vi ho detto ieri, il cliente ci mette una vita a fartelo e un secondo a perderlo. Prego, se avete domande poi passo la parola all'assessore Lanzarin, che vi dà uno spaccato di quello che è la scuola. Tosato, Zambon. Domani c'è l'ingegner Fattori con il tabellone famoso. Prego. Tosato, Zambon, Mascati e Prigioni e Vanzani e Andrioli. Buongiorno Presidente. Il Presidente della Conferenza delle Regioni Federica si è particolarmente inferocito affermando che era stato concordato un testo di decreto, c'era stato un accordo e poi questo accordo è stato modificato. Lei stesso accennava al discorso scuola in presenza, no? Cioè ha detto ci siamo messi d'accordo sul 60 e ci ritroviamo al 70. Ci sono altri punti che avevate concordato con il governo che sono stati disattesi? No, noi abbiamo presentato le linee guida, abbiamo presentato in maniera anche tecnica, se volete, tutte le nostre istanze. Dopodiché c'è stata un'intesa per, diciamo, valutare tutte queste istanze, peraltro per il tramite anche del CTS, ma così non è avvenuto. Peraltro il CTS, qualcuno mi dice che ha scritto anche che rispetto al coprifuoco dice una scelta politica.
Cioè, capite che se il coprifuoco è una scelta politica, non è scientifica, ma infatti è difficile da dimostrare scientificamente, a meno che tu non sia in un posto nel quale a Baldoria inizia alle 10 della sera, uno dice vabbè, fermi. L'abbiamo fatto con lo spritz, no? Vi ricordate? Tutti seduti dalle 2 del pomeriggio, se volete bere lo spritz. Ma qua alle 10 di sera non è che qua non siamo a Ibiza, cioè. Ecco, lei prima ha detto qua non c'è contrapposizione politica, noi ci facciamo carico di posizioni degli enti locali, del territorio, delle categorie economiche. C'è anche però una lettura che vede il suo partito, la Lega, Salvini, impegnati in un gioco a rialzo continuo, cioè un piede al governo e un piede all'opposizione. No, guarda, decisamente questo non è un gioco a rialzo. Il nostro riferimento al governo è il Presidente Draghi. Questo è un governo di unità nazionale. E noi, il segretario Salvini, sceglie e ha scelto, secondo me giustamente, di sostenere, diciamo, con responsabilità questo governo. L'alternativa sarebbe stata l'oblio, no? Per questo Paese. E penso che il Presidente Draghi sa che ha una forza politica di riferimento che giustamente porta all'istanza del popolo. Se dopo una colpa anche portare all'istanza dei cittadini, non in maniera demagogica, perché poi io sono qua tutti i giorni e dico guardate, lavate le mani, la mascherina, distanziamento, insomma penso che ormai mi conoscete. Ma dopo, se c'è qualche compagno di viaggio che approfitta di questo, peraltro non lo so dire, compagno di viaggio non della Lega, però insomma io lascerei alla politica discutere questo. Noi guardiamo in faccia la realtà, le istanze delle regioni non sono state colte, punto, che hanno colore politico variegato da destra a sinistra. Le chiedo un'ultima cosa che è proprio... sempre 3 domande. È la tria facciunt capitolo, ma a lei che piacciono le citazioni? No, sì, però io il latino non l'ho studiato. Vabbè, cosa vuol dire? Ma no, è un passo di Vitruvio che dice che 3 elementi compongono il capitolo architettonico, è un simbolismo, insomma. Ma questi sono dettagli. La Trinità? Volevo chiederle una cosa che riguarda invece la ristorazione. Sì. È una cosa specifica, magari chiedono dei ristoratori, noi abbiamo dei contratti per il servizio mensa. Ecco, all'interno possiamo dar da mangiare ai lavoratori all'interno o dobbiamo metterli fuori? Magari forse non è ancora chiaro, non so se... Non è chiaro, ma noi abbiamo già mandato all'ufficio legale di chiarirlo, per noi sì. Adesso per carità, fermi tutti, vogliamo fare una FAQ, come si dice, no? Un quesito in maniera tale da scriverlo, in modo tale che qualcuno si prenda a verbale e poi dice è stato Zai a dirmelo. No, va bene. Aspettate. Però effettivamente anche questo è un vulnus, ma come è un vulnus quello delle palestre al coperto, quando si possono aprire? O gli alberghi che la sera hanno la ristorazione. Può andare in albergo, può mangiare in albergo. Certo. Allora ne sapremo di più magari. Sì, ma guardate, buon senso vuole che comunque di minima chi ha i contratti con i lavoratori all'interno non è che uno dice oggi piove e non mangia nessuno, cioè, anzi oggi piove, sarà il nuovo cartello, no? Va bene, grazie. L'abbiamo fatto durante il lockdown, vi ricordo questo. Scusami Martina, durante il lockdown, prego. Martina Stambò. Buongiorno. Buongiorno. 2 domande veloci. Lei ha detto oggi ci ritroviamo con i presidenti di regione alle 15:30, ci saranno evoluzioni, ne sta parlando anche rispondendo al collega. Il punto è essenzialmente il coprifuoco su cui si battaglierà o che altre priorità come punti di caduta avete? Secondo me il punto di caduta è quello delle linee guida, noi le abbiamo elaborate, per carità, se ci vuole essere un dibattito con la comunità scientifica che rispettiamo del CTS è giusto che ci sia, ma alcune cose sono, come si può dire, senza senso, incompatibili tra di loro. Cioè, se si guida a destra bisogna che guidino tutti a destra, non puoi vedere qualcuno che arriva contromano, perché vuol dire che c'è un errore nella stesura del provvedimento, no? Ma un punto di mediazione che potrebbe soddisfarla?
Ma si chiama buonsenso il punto di mediazione. A me sembra che in alcuni aspetti non ce ne sia. Va bene, l'altra domanda invece riguarda i vaccini. Il Veneto sta vaccinando tanto, è una delle regioni che sta vaccinando di più, forse quella che in proporzione sta vaccinando di più. Volevo chiederle un aiuto per capire come mai altrove si stanno iniziando a vaccinare ad esempio i sessantenni. Vuol dire che noi abbiamo più persone anziane o No, abbiamo vaccinato qualcosa? È una scelta strategica che noi confermiamo, perché noi abbiamo deciso di fare per target. Allora è vero che dal punto di vista sanitario l'età è direttamente proporzionale al rischio, diciamo. Allora sappiamo che i maschi sopra i 65 anni e le donne sopra i 75 anni sono le categorie più a rischio. Sappiamo che gli over 60, sopra i 60 anni, quindi i signori, utilizziamo sempre questo termine sopra i 60 anni, cittadini sopra i 60 anni, su 100 cittadini che si contagiano, 3 rischiano purtroppo di perdere la vita. Quindi noi mettiamo in sicurezza scendendo con l'età. Tant'è vero che abbiamo avuto un crollo, ad esempio, delle casistiche sugli over 80, dell'80%. Scendiamo, abbiamo di fatto finito, come vi ho detto, gli over 80. Vi annuncio che per i primi di maggio, noi ci siamo andati il 5 maggio, vorremmo arrivare all'80% degli over 70 e solo dopo quello scoglio cominciamo ad aprire gli over 60. Ma perché? Perché si rischia poi di non averne più a sufficienza per riempire le giornate. Vedo statistiche dove dicono ma quella regione ha vaccinato di più, il Veneto, no, scusate, il Veneto negli ultimi giorni ha vaccinato poco perché ha vaccinato prima. Cioè non è che funziona che hai i compiti per casa da fare durante le vacanze e vai il 1° settembre in casa di tutti gli studenti e dici guarda questo quanto ha lavorato oggi, invece quell'altro non ha fatto neanche un esercizio oggi. Sì, perché li abbia fatti a giugno, avete capito? Cioè io vedo delle statistiche, cioè chi ha vaccinato di più negli ultimi 3 giorni? Sì, qui che aveva i vaccini li ha fatti prima che ha vaccinato di più, no, non è che vuole un premio Nobel della matematica. Quindi le regioni che stanno vaccinando gente più giovane scelgono di mettere è una in scelta delle regioni, delle età diverse. È una scelta delle regioni che noi non condividiamo, nel senso che noi facciamo per classi di età e veniamo giù. Sì. No, ma siccome si può aprire fino ai 60 anni, loro aprono in parallelo tanto. Sì, ma non ha senso, cioè noi non lo facciamo, perché il 70enne rischia di più di un 60enne, cioè è inevitabile. Ultimissima cosa mi è venuta in mente ora, specifica. Su Padova il tema della ancora non disponibilità alla prenotazione per i disabili dell'USL Euganea, che credo sia l'unica che ancora come disabili dell'USL Euganea? Avevamo un pezzettino in pagina oggi, le vaccinazioni per i disabili, è l'unica ULS che ancora non ha la disponibilità alla prenotazione. No, c'era la classe del 51 forse. Se vuoi dire c'è. No, allora, siccome prima io ero anche a Padova e quindi è stata anche chiesta questa cosa qui, dicevano che stavano risolvendo, ma era il problema della classe, cioè dei disabili che sono con una classe inferiore al 1951. Sì, esatto. Perfetto, perché allora tutti gli altri che sono inseriti si possono prenotare e non c'è problema, cioè sono inseriti come codici, si stanno già prenotando, quindi non c'è problema. Però ci sono quelle situazioni in cui noi non li avevamo in anagrafica e quindi abbiamo fatto la forzatura, se vi ricordate, col sistema. In quel caso lì avevano messo solo quelli sopra i 70 anni perché si era verificata che arrivava tanta gente, tutto da controllare, anche gli esempi che ci dava anche il Presidente qualche giorno fa, tra fragili e disabili. Colesterolo alto, fragile. Però sono pochissimi, quindi però lo stanno risolvendo, ma era solo legata a questa questione. Ok, grazie. Fatto sta che noi abbiamo fatto la scelta, comunque ieri lacuna mia nella risposta, abbiamo fatto la scelta di bloccarli agli over 70 in maniera tale di dire che comunque andiamo a intercettare sempre quella classe di età. Solo quelli che arrivavano con l'auto. Sì, quelli con la forzatura e basta. Non gli altri. Quelli che erano già inseriti si possono prenotare, si potevano prenotare qualsiasi età. Cioè, i numeri, se volete magari vi portiamo un giorno i numeri dei fragili, disabili, vaccinati. Si sta vaccinando forte. Pensate, Venezia stamattina ha dato 2000
fragili e 1000 caregiver, per cui sono numeri, insomma, non sono pochi, in programma nei prossimi giorni. A posto Martina, allora Moscati, poi Vanzan, poi Andrioli, poi Giacomuzzo. Grazie. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Niente, io volevo tornare appunto sul CTS che ieri è uscito dicendo che non aveva dato nessuna indicazione sul coprifuoco. In effetti questo qui cozza anche di fronte agli nuovi studi delle aperture, cioè della impossibilità di contagiarsi stando all'aperto. Proprio per questo non si capisce come mai sia stato prorogato. Il problema adesso qual è? Non so se lei ha seguito l'associazione Io Apro, che è il movimento Io Apro, che ieri hanno presentato a Roma un governo ombra, hanno fatto questa provocazione. Hanno fatto una provocazione, hanno presentato un governo ombra, tra cui i ministri, il Presidente del Consiglio, eccetera. Tra i ministri c'è anche il trevigiano della palestra Dorian Gray di Maser, mi pare, adesso non mi ricordo esattamente, comunque è stato in televisione varie volte. E loro hanno fatto questa provocazione, chiaramente però in collaborazione con tante altre movimenti, associazioni in questo momento. In questo momento particolare si stanno muovendo proprio in seguito a questa cosa. Non c'è anche un pericolo proprio sociale di rivolta, diciamo, di queste categorie che sono penalizzate al massimo con il coprifuoco, visto e considerato che mangiare non si può, insomma, andare via alle 9:30 e arrivare alle 9, insomma. Sì, premesso che non si può neanche mangiare a prescindere dal coprifuoco. Appunto, tra l'altro. Premesso che c'è anche questo problema. Ma di tensione sociale ce ne sarà sempre di più, penso che sia visibile, palpabile. Sapete, a questo si aggiunge anche un effetto non misurabile che è rappresentato dal fatto che, ma l'abbiamo visto nella storia dell'uomo, no? Pensate al periodo del proibizionismo negli Stati Uniti, che è stato il periodo nel quale poi si è consumato l'alcol, cioè sembrava quasi un contrappasso, no? Cioè il vero tema qual è? Io ve l'ho detto in tempi non sospetti a settembre, no? Guarda, ho detto non c'è più lo spirito di marzo, quindi bisogna capire che non possiamo andare avanti a restrizioni. Allora, queste ulteriori restrizioni cosa ci portano a dire? Che i cittadini resteranno tutti a casa, ligi al dovere, o che comunque si è sfilacciato questo patto sociale? Perché se sarà così, immagino che sarà così, perché qualche segnale ormai è palpabile e visibile, finirà che per assurdo non riusciremo neanche a controllare l'infezione, proprio perché vittima di questo fai da te che poi nasce, no? Che va da tutto quello che si sente, no? Di chi si organizza in casa per la comunione, perché chi deve fare una festa o altre forme di assembramento, altre cose che accadono. Per cui chi legifera deve trovare un punto di equilibrio, perché non è sempre vero che la restrizione ti porta al risultato. E soprattutto dopo 16 mesi, quanti mesi sono passati, penso che sia... Ma infatti quello che la gente proprio non riesce esprime come domanda, dice ma quando voi vi riunite come regioni fate notare ai membri del governo che queste restrizioni stanno ormai, a parte uccidere l'economia, a parte tutto il resto, dal punto di vista sociale in questo momento è un problema grandissimo, perché è come star seduti su una bomba che sta esplodendo. Questo sì, ma aggiungo anche di più, anche formalmente, perché abbiamo presentato delle linee guida che prevedevano le aperture come regioni, per cui più di così. Grazie. Prego. Alda Vanzan. Buongiorno. Buongiorno. Quindi, ritornando sul decreto, il Consiglio dei Ministri l'ha approvato, la Lega si è astenuta, di fatto è approvato. Quindi voi oggi chiedete che il Presidente del Consiglio dei Ministri torni sui suoi passi e modifichi, da quello che ho capito, coprifuoco e scuola? Questa è la mia considerazione che porterò alla riunione della Conferenza delle Regioni, ma non solo sulla scuola, in generale, che rivaluti le linee guida delle regioni. Quindi
a pochissime ore dall'approvazione del decreto il governo dovrebbe rimodificarlo. Lei dice modificare l'idea si può. Che si tenga conto delle istanze delle regioni. Poi se non lo fa oggi, fra qualche giorno, insomma, capiamo tutti che non può essere proprio così automatico, però si prenda in considerazione che se le regioni hanno fatto delle proposte le hanno fatte sulla base scientifica. Presidente, nel caso in cui invece il decreto rimanesse così com'è... Abbiamo l'obbligo dell'applicazione. Prego? C'è l'obbligo di legge dell'applicazione. Certo. Siete pronti con la scuola al 70%? Cioè, o meglio, siete pronti? Cosa può succedere? La vicepresidente, per quanto riguarda i trasporti, sta lavorando su questo, però ci mette in difficoltà. Ripeto i dati, lo dico a beneficio di chi si fosse perso il discorso ieri: 2.400 autobus di base, 500 li abbiamo recuperati sul libero mercato con l'apertura, con la riduzione del 50% della capienza degli autobus. Oggi, se dovessimo andare al 100%, ci vogliono altri 1.000 autobus, 100% in presenza, che non ci sono sul mercato. E col 70? Col 70 ce ne vogliono sempre più di quei 500 che abbiamo. Col 70% si troverebbero autobus? È complicato. Guardate, ve lo dico già, c'è una ditta della Puglia che scrive in continuazione dicendomi che hanno gli autobus. Io ho fatto segnalare alla prefettura che se c'è questa necessità che valutino, anche perché si fanno gare, però ve lo dico onde evitare che poi vi arriva una telefonata in redazione e dice: hai visto che c'erano gli autobus? Però è l'unica ditta che ha scritto, cioè, potrei dirvi nome e cognome. Non so come mai dalla Puglia fin qua nessuno lo ferma e dice mi servono gli autobus. Siccome comunque mancano pochi giorni al ritorno in classe al 70 o quello che sarà per cento, lei conferma che ogni tavolo provinciale prenderà le sue decisioni? Sì. Quindi Venezia potrà decidere il 70, Padova il 71 e cose come previsto dal decreto che non dà limiti. C'è da dire poi che se ci pensate, se una regione non sa se è rossa o arancione, lo sa oggi. Domani? Sì, scusa, domani, perché domani è venerdì. E il tutto diventa operativo da martedì. C'è una roba, come fai a programmare? Vabbè. Invece, poi magari ce ne parla anche l'assessore Lanzarin. Il progetto delle scuole sentinella, quindi il testing agli studenti, ha consentito in una scuola di trovare dei ragazzi positivi e grazie appunto a questa possibilità hanno fatto il tampone prima rapido a tutti i ragazzi, che sono risultati negativi, questa scuola particolare, e sono ritornati a scuola a distanza di 2 giorni. L'obiezione o comunque la perplessità sia degli studenti, delle famiglie che delle scuole è: ma se la malattia, il virus si può manifestare anche nei prossimi giorni, ha senso farli tornare tutti a scuola anche se adesso sono tutti negativi? Forse era meglio tenerli a casa qualche giorno in più. Ma guardate, queste sono linee guida della prevenzione? Sì, è la prevenzione, però c'è da dire una roba, scusatemi. Si va male a riferire, dopo l'assessore vi parlerà dei dati, perché bisogna capire il contact tracing come è venuto, cioè capire se ad esempio il positivo era sintomatico e se lo era da quanti giorni. Noi non sappiamo queste cose, perché se una persona che era lì con raffreddore da 4-5 giorni avevamo già la copertura per poter dire che gli altri erano infettati o non lo erano. Cioè bisogna vedere la storia epidemiologica di questo positivo e dei suoi rapporti con il resto della scuola, al di là delle linee guida. Possiamo chiamare la dottoressa Russo che vi dà un focus su quanto è accaduto. Cioè non è proprio che è automatico. Comunque in questa scuola è successo questo, hanno trovato due ragazzi positivi, sono stati a casa tutti quanti, hanno fatto il controllo, dopo 2 giorni sono tutti in classe. La preoccupazione è... Solo le classi dei ragazzi? Sì, la classe dei ragazzi. Vabbè, secondo me si può fare un approfondimento. Sì, assolutamente sì, però bisogna conoscere la storia epidemiologica di quel positivo per capire che contatti ha avuto, quando è andato a scuola, quando non c'è andato, per questo, e poi capiamo la scelta che hanno fatto. Questa compete alla prevenzione, non è una scelta, e quindi ricordiamoci magari la dottoressa Russo. O la invitiamo qui? Ci dite la scuola, facciamo comunque le verifiche e poi veniamo a relazionare. Sì. Ok, poi vediamo i dati, Grazie. Andriolli. Salve Presidente. Buongiorno. Turismo e situazione globale dell'epidemia. Non sta andando bene
in Asia, non sta andando bene in Sud America, ha poco da dire anche gli Stati Uniti, ma il comune mezzo gaudio a Parigi il coprifuoco scatta alle 20 e addirittura prima era alle 19, prima ancora era alle 18 fino alle 6 del mattino. Dire di riaprire in sicurezza e anche avere una visione non solo localistica ma averla anche globale, sapendo che poi il turismo vuol dire movimenti. Se non sono in sicurezza non garantisci che riesci a contenere il contagio. Se non riesci a contenere il contagio c'è il rischio di una terza, di una quarta, di una quinta. Conciliare tutto quanto, al di là dei partiti e delle ideologie, mi sembra di essere tornata indietro anche nei mesi, che adesso capendo che ci sono delle fette intere di economia che sono ferme, ma se si riparte al di fuori delle regole non c'è un rischio ancora più grave di ripartire con il contagio? No, ma intanto diciamo che le regole che hanno proposto i servizi di dipartimento delle prevenzioni delle regioni sono regole proposte dai tecnici, prima cosa. Seconda cosa, è fondamentale dire anche che noi abbiamo invocato, io in particolar modo, con forza, che in questo decreto si stabilissero anche delle regole rispetto alle movimentazioni con gli stranieri. Cioè un turista americano che viene qui ancora oggi sa che deve fare la quarantena, ha senso se quel turista è già vaccinato? Secondo me no. E così il testing con i tamponi o quant'altro, penso che ci siano delle cose da chiarire. E appunto ci sono ma veramente grosse contraddizioni anche solo pensando agli spostamenti. Un pass vaccinale o il pass verde crea delle differenze fra la popolazione, tra chi ha avuto Covid e quindi è immunizzato, tra chi è vaccinato, tra chi non lo sarà forse per mesi e magari è costretto anche a muoversi. Declinarle tutte insieme. Ma intanto sul Green Pass, come viene definito, il Green Pass non c'è ancora chiarezza su come poi verrà effettivamente utilizzato. Rischia di essere dal punto di vista sociale diciamo sperequativo, perché immaginatevi se i tamponi per poter viaggiare dovesse una famiglia pagarseli, no? Se ha dei figli o una persona che non è abbiente o non ha possibilità di pagare. Dall'altro va regolamentato in maniera assolutamente uniforme. E secondo me questa fase di testing deve essere garantita gratuitamente ai cittadini che devono spostarsi, se no ci sarà chi può permettersi di spostarsi e chi no. Ma questo è stato detto dai presidenti di regione, cioè, ne abbiamo discusso di questo. Okay. Prego. Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, io ritorno sulla questione delle linee guida, ma che idea si è fatto del perché alla fine sono state ignorate? Non ho minimamente un'idea, perché alcune sono anche delle contraddizioni se ci pensate. Penso che forse sia stata sottovalutata la proposta delle regioni, penso che sia evidente, ma le regioni, guardate, non hanno mai operato in contrapposizione con il governo di turno, questo deve essere chiaro. Prova ne sia che la nostra è sempre stata una votazione unanime rispetto ai provvedimenti del governo, e lo sarà e lo è anche rispetto alle nostre proposte. In questo caso non abbiamo dato il consenso al provvedimento perché questo è un decreto, non è più un DPCM, quindi essendo un decreto legge. Non so se il governo poi sceglierà magari di aprirne la discussione a brevissimo in Parlamento e dice risolviamo il problema in Parlamento, ma questa è una decisione che deve prendere il governo su questo. Lei esclude comunque che ci sia una visione politica sotto questa scelta? Ma no, cioè, guardate, penso proprio di no, penso che ci siano le possibilità di fare collimare le istanze delle regioni con la tutela della salute. E dopodiché penso che dialogare e confrontarsi sia fondamentale per risolvere il problema. Grazie, poi le chiedo un'altra cosa. Johnson & Johnson ha un'idea di numeri che sono in arrivo in Veneto? 14.650 oggi. E la ricaduta sulle vaccinazioni, sul piano di vaccinazione? Che over 60. Avere over 60. Sì. Oggi arriva, ok. Un'ultima cosa, le segnalo un blackout, un cortocircuito che è avvenuto a alcuni conviventi di malati fragili, in particolare di fibrosi cistica.
chi è malato di fibrosi cistica sappiamo ha diritto della vaccinazione come fragile, in teoria anche il convivente. Cosa è successo? Che i malati sono stati, mi segnalavano, sono stati vaccinati all'ospedale, al centro dove vengono curati. Non sono stati vaccinati lì i familiari, che quindi hanno tentato la strada del portale o del numero verde, e il numero verde sostiene, mi dicono, che pur rientrando nella fascia degli aventi diritto, leggo, la prenotazione non la potevano fare perché la vaccinazione doveva essere eseguita congiuntamente al paziente, per cui mi segnalano questo cortocircuito per cui i conviventi non riescono a farsi vaccinare. Se abbiamo i casi proviamo a affrontare poi l'assessore. Rientrano questi conviventi nella categoria? Dei fragili, sì, mi danno conferma, anche perché alcuni sono addirittura 104. Non mi ricordo la tabella nazionale, però insomma tanto per capire, ma verifichiamo. Grazie. Allora, se non ci sono... scusami Antonella Prigioni, perdonami, ma siete nascostissimi. Buongiorno, volevo chiederle un chiarimento sempre sul pass vaccinale. Lei ha detto che ancora deve essere definito, ma sbaglio o prevede comunque, supponendo che tutti possiamo muoverci con il tampone dato i pochi vaccinati, che il tampone vale comunque solo 48 ore a prescindere dal fatto che non sia gratuito? È un limite proprio epidemiologico. Cioè per lavoro come ci si sposta? E sono esentati? Questo non è dato a sapere, se lo spostamento per lavoro, per necessità, sia fuori da questo. Non si sa se è coram populi per tutto oppure se sia solo dedicato a chi fa turismo. No? Io questo non l'ho capito dal decreto. Però entra in vigore da lunedì. Cercheremo di capire anche questo. Perché diventa... sì, e quindi ci vogliono 48 ore. Sì. Diventa di fatto un divieto di spostarsi tra regioni. Se volete è anche un po' una contraddizione anche questa, perché il Ministero della Salute parifica il molecolare alla terza generazione, quindi le macchinette con l'immunofluorescenza e tutto quello che è, e dopodiché se fai quelle però non sono più, casino. Grazie, buongiorno. Se non ci sono altre domande per il Presidente, lasciamo la parola all'assessore. Prego, Assessore. Sì, allora mi sembra che ieri il Presidente aveva detto che oggi avremmo dato un aggiornamento sui numeri delle scuole, no? Visto che insomma c'è anche la questione di riapertura delle scuole. Allora, poi vi sarà consegnata in giornata la tabellina. Vi do i dati complessivi. Allora, i primi sono gli eventi cumulativi dal 7 gennaio al 22 aprile, quindi 7 gennaio 22 aprile, quindi il totale dei dati in questo arco di tempo, che vedono 4.723 eventi, quindi situazioni in cui si è verificato un caso di positivo, che hanno portato a studenti positivi 6.281, in isolamento in quarantena 76.905, docenti e operatori positivi 752, e in quarantena o in isolamento operatori e docenti 5.968. Il dato invece di quelli attivi al 22, perché questo era il dato cumulativo da inizio gennaio al 22 di aprile, mentre gli attuali positivi, quindi quelli che oggi sono positivi, quindi dato del 22, abbiamo 999, quindi 1.000.000 di casi, di eventi. Gli studenti positivi sono 1.409 e in quarantena ci sono 16.816 studenti. I docenti o operatori positivi sono 141 e in quarantena ci sono 1.255 persone, operatori o docenti. Questo è il dato di oggi. Quello precedente invece, che aveva numeri più importanti, se pensate solo ai studenti in quarantena, 76.000, 16.000, era quello cumulativo da inizio gennaio al 22 di aprile. Questo per le scuole. Come si diceva, sta andando avanti il progetto delle scuole sentinella.
sia quello relativo agli istituti superiori, che sapete erano stati individuati un istituto superiore per provincia, istituti grandi come dimensioni, in modo da avere anche un quadro importante. Stanno andando avanti, adesso non ho i dati degli ultimi istituti che sono stati fatti, però eventualmente, se volete, proviamo a fare una tabella riepilogolativa di tutti gli interventi, dove con anche il nome dell'istituto. Sono partiti anche l'altro progetto, che è quella invece, sempre scuole sentinella, quella legata alle terze medie e l'autosomministrazione. Noi abbiamo la regione Veneta divisa, tra virgolette, a metà, nel senso che una parte di province viene seguita dal professor Baldo, l'altra parte viene seguita dalla professoressa Tacconelli, che portano avanti questi due progetti. Ci risulta che progetti di questo tipo, di screening, quindi anche alla fine che danno uno spaccato importante per quanto riguarda appunto la circolazione del virus nelle scuole. Siamo oggi che stanno facendo progetti di questo tipo di screening, noi e la Toscana, che la Toscana sta facendo dei progetti, quindi Veneto e Toscana sono i due che stanno facendo progetti. Vi do anche un altro dato che mi sono trovata, che avevo fatto chiedere, che questo vi mette in evidenza la differenza nelle case di riposo rispetto a inizio gennaio, quindi quando era appena iniziata la vaccinazione, e adesso fine marzo, quando invece la vaccinazione delle case di riposo, prima e seconda dose, perché le abbiamo fatti subito, è terminata, no? Allora, gli ospiti positivi che c'erano al 1° di gennaio 2021 erano 3.580. Gli ospiti positivi nelle case di riposo che c'erano al 31/3 sono 48. Se guardiamo i decessi, gli ospiti appunto dei centri, sempre servizi per anziani, cui sono morti, ci sono stati decessi, a gennaio 2021 erano 892, 892 decessi. A marzo 2021 sono 38. Quindi capite che il discorso vaccinazione, le case di riposo, sapete che per provvedimento nazionale, insomma, sono state vaccinate subito assieme ai operatori sanitari, cioè i numeri sono numeri molto chiari, quindi sulla protezione che ha la vaccinazione e sull'importanza quindi di mettere in protezione il prima possibile le fasce più fragili e quelle che incorrono più in rischi. Da qui, come diceva il Presidente, la nostra scelta di continuare, come da ordinanza del commissario Figliuolo, quindi con le categorie che sono state individuate, ma di chiudere le varie categorie prima di aprirne altre. Sì. Domande, Giacomuzzo? Prego. Buongiorno Assessore, nei giorni scorsi abbiamo ospitato sul giornale di Vicenza le dichiarazioni del direttore di Euripa, Volpe, che ci spiegava che l'88% delle case di riposo, l'RSA, comunque tiene aperto le visite per i familiari degli ospiti, nonostante ci sia questo problema nazionale di fondo, per cui manca ancora una circolare che lo consenta di fare. A che punto è questo problema? Allora, Euripa ha fatto una ricognizione, ce l'ho anch'io, chiedendo appunto a tutte le case di riposo associate di dire se aprono, se hanno la stanza degli abbracci, se fanno le visite programmate, quanto tempo dura la visita, eccetera, ed è emerso questo dato che quindi le strutture hanno riaperto, insomma, quindi la maggior parte, insomma, ha riaperto con modalità di protezione, ma ha riaperto. Noi abbiamo definito delle linee guida di riapertura, quindi uniformi per tutte delle disposizioni di riapertura, in modo che siano applicate dappertutto, in base al fatto se le case di riposo sono covid free, se sono stati tutti vaccinati, oppure insomma con modelli specifici di questo tipo, e anche per gli ingressi, in modo che adesso sapete che quando
entra una persona, si chiede che la persona sia vaccinata e questo evita quindi l'isolamento, la quarantena, cioè logisticamente anche, insomma, perché poi c'è un problema anche di ingressi, insomma, lo sappiamo. E quindi la prevenzione ha predisposto, insomma, questa bozza di linee, le abbiamo verificate con loro. Oggi dovrebbero arrivare le ultime osservazioni di URIPA, UNEBA, insomma delle associazioni che siedono al tavolo con noi, per poi diventare attuative. La volontà è quella poi, oltre che farle diventare attuative, anche di inviarle, avevamo già scritto al Ministero, per chiedere al Ministero, noi abbiamo fatto questo lavoro, sono le nuove linee guida di apertura, di accessi, chiediamo al Ministero di rivedere tutte le note, tutte le circolari precedenti e di abrogarle, cambiarle, aggiornarle, insomma che faccia quello che ritenga, ma che non ci sia quel vincolo di quelle note che rimangono ancora e che creano comunque delle difficoltà. Quindi stiamo facendo questo lavoro, l'incontro è stato fatto lunedì, mi sembra che oggi è il termine entro cui loro ci devono mandare le ultime osservazioni per poi chiudere per inizio settimana prossima, per quanto ci riguarda. E in queste linee guida ci sono anche le indicazioni per i nuovi ospiti che entrano? Per i nuovi accessi, ossia per evitare che ci siano situazioni in cui il nuovo ospite che entra deve fare i 10 giorni di isolamento e quindi da un punto di vista logistico bisogna comunque pensare che ci sia una stanza apposita, cioè loro devono organizzare tutte le attività. Chiaramente dipende se l'ospite che entra è vaccinato totalmente con la seconda dose, ha solo una dose oppure viene fatto il vaccino contestualmente come quando entra, quindi con le diverse tipologie, nell'ottica proprio di ridurre da un punto di vista, insomma, quelle che potrebbero essere poi delle situazioni che creano sicuramente dei disagi all'interno delle strutture e quindi fanno sì che sia chi ha bisogno di entrare in velocità sia per le strutture che possono accogliere perché hanno posti vuoti, insomma lo si possa fare. Alda Vanzan, altre domande colleghi? Assessore, e quindi no. In linea di massima i principi di queste linee guida sono stanza agli abbracci oppure niente più stanza agli abbracci? In linea di massima, io poi il limite le spieghiamo bene, insomma, settimana prossima, quindi faccio venire anche la prevenzione, insomma, chi ha scritto, quindi, perché hanno sempre chiaramente un filo conduttore che è quello del piano di sanità pubblica, no? No, prevedono appunto di poter incontrare la persona, se la persona è vaccinata, quindi l'incontro con una serie di modelli di protezione, la mascherina, insomma l'igienizzazione delle mani, l'aperto il più possibile, però anche che ci sia un contatto, insomma, tra ospite e familiare. Chiaramente con visite programmate, non nelle stanze di degenza se non per i casi, insomma, in cui l'ospite non si può muovere o fine vita, insomma tutta una serie di indicazioni di questo tipo, però insomma diciamo è un'apertura proprio. Ma quindi possiamo dire, Assessore, che i nipoti potranno riabbracciare i nonni senza il telone di plastica? Allora sì, senza il telone di plastica sicuramente, sull'abbraccio e sui nipoti tutti insieme direi di no, perché comunque bisognerà, insomma, comunque seguire delle norme e delle regole, insomma, anche rispetto, insomma, a troppe persone contestualmente, insomma, dilazionate le visite, però insomma diciamo che sicuramente si va in un ritorno non come prima. Io credo che sarà difficile, questo lo dico sinceramente, sarà difficile pensare di tornare come prima, ma come sarà difficile, io credo, guardate, tornare come prima anche dentro gli ospedali, in cui si poteva entrare a qualsiasi orario del giorno, tante persone sulla stessa stanza, insomma, e quindi anche per le strutture per anziani, quando nella stanza, insomma, le persone stavano lì anche giornate intere, eccetera, cioè queste cose dovremmo evitarle, quindi però ritorniamo sicuramente a voler ripristinare l'incontro, il contatto e tutto il resto. Allora, io direi ci sentiamo domani, mi pare che la RAI abbia bisogno dell'assessore che si trattenga un attimo e anche altri colleghi delle TV che qualora servissero. Grazie, arrivederci.